Buonasera, si è appena concluso l'incontro tra la Newco Roller Matera e la rotellistica scandianese. Siamo qui con Giorgia Teli, a cui non chiediamo un parere, un'impressione sul risultato, ma sul cammino che questa squadra sta facendo, la tua, che è evidente che è visibile. Allora, io sono arrivata quest'anno, ma ho partecipato, cioè sono stata in questa squadra il primo anno in cui è stata praticamente fondata, quindi posso dire che i miglioramenti ci sono. Con Valeria Calia come allenatore, capitano, io mi trovo sinceramente molto bene, so di poter essere tranquilla, di poter stare tranquilla, anche perché è la cosa principale che ci chiede, essere tranquille e cercare di dare il meglio di noi. Stiamo crescendo tanto, ci alleniamo tanto insieme, siamo anche un bel gruppo, ci divertiamo, ridiamo e ci sosteniamo a vicenda tanto. E anche se stavamo perdendo 4-1, abbiamo dato il massimo per recuperare, però purtroppo a volte bisogna anche avere un po' di fortuna e giocare sempre al massimo, che a volte non è possibile. E non ci riusciamo. Sì, la cosa che è stata evidente, come dicevamo, è che questo percorso della Scandianese è molto evidente e che c'è una squadra che si sta muovendo. Abbastanza ovvio il fatto che si sia scontrati in campo con l'esperienza di giocatrici che chiaramente, voglio dire, la mettono in campo tutta. Sì. Quindi facciamo un in bocca al lupo alla Scandianese, un in bocca al lupo a Giorgia, perché tanto devi difendere i pali. Qualcosa per il tuo pubblico. Grazie per avermi guardata. Non so. Grazie. Ringraziamo Giorgia e Voi. buon rientro. Grazie.